È il primo passo per valorizzare la Valle del Belice, che ancora aspetta il completamento della ricostruzione post-terremoto da parte dello Stato. Abbiamo già destinato 17 milioni di euro dei fondi POC, stiamo lavorando perché si possa aggiudicare la gara per la riqualificazione del Cretto, dopodiché allargheremo la nostra azione nei centri che fanno parte della rete. Credo che quell'area possa diventare un polo di forte attrazione per il segmento turistico, culturale, archeologico, enogastronomico. Io credo che quelle comunità lo meritino. L'obiettivo è quello di valorizzare un'area dove si trova un patrimonio artistico straordinario, quindi è un luogo anche dove accogliere i turisti e le persone, come dire, che vanno per cercare il Cretto, quindi un centro visitatori, un visitor center che si trova appena sotto il Cretto, dove poter raccontare la storia del Cretto, che è una storia unica, è quella di un dramma che ha coinvolto la Sicilia, ma che poi è stato trasformato in una grande opportunità artistica. Quindi anche questa storia, raccontata con i filmati dell'epoca, anche con il valore di questo artista e altri artisti che hanno contribuito alla crescita di Gibellina Nuova, ha un fulcro e diventa un luogo dove poter raccogliere tutte queste informazioni e dare anche una chiave di lettura al Cretto, che ormai ha più di 50 anni. Quindi questo è un po' lo scopo, e rivalorizzare quell'area che oggi ancora sono presenti degli edifici che sono praticamente in via di demolizione, quindi dare anche un carattere di una nuova vita.